Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci. Eccoci qua in diretta, signore e signori, di nuovo buongiorno, siamo riusciti a ristabilire anche il collegamento audio e video con il nostro ospite che è già collegato, il sindaco di Forgaria nel Friuli, Marco Chiapolino, a quale do il buongiorno. Vediamo se prima ci sentivamo, signor sindaco, vediamo adesso se è tutto a posto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Perfetto, l'audio arriva. Perché abbiamo contattato il sindaco di Forgaria? Perché chiaramente negli ultimi periodi, quando c'è un'emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia, nella zona sua e nei vicini comuni della provincia di Pordenone collegati all'acquedotto, succede che insomma si blocca tutto e l'acqua potabile deve arrivare giocoforza attraverso gli altri sistemi. Tra poco metteremo anche delle immagini di repertorio di un servizio già fatto con lei in occasione del precedente maltempo. Allora, innanzitutto vorremmo sapere le ultimissime da lei. Allora, la situazione attualmente è ancora di non potabilità dell'acqua sul nostro territorio, e questo chiaramente oramai ci ha mal abituati, perché di fatto quando ci sono delle piogge, delle situazioni meteorologiche da lieve intensità, ecco, dalla lieve intensità in su, che portano delle piogge su un giorno o due almeno, sappiamo che probabilmente l'acqua sarà appunto non potabile, e questo di fatto accade perché presa della torrente Arzino, una parte alta del torrente Arzino, una presa superficiale che è stata costruita più di 30 anni fa e che dall'agosto dell'anno scorso è stata fortemente compromessa, e purtroppo quando ci sono precipitazioni di una certa
appunto rilevanza, Certo. si crea della forte torbidità in quest'acqua e il primo comune, tra l'altro anche il più purtroppo danneggiato, è proprio il comune di Fugare nelle Friuli, che è il primo, diciamo, territorio sul quale viene pompata appunto l'acqua, no? E Chiaro. quindi Senta, prontamente signor arriva la Sindaco, noi stiamo comunicazione. mettendo, in questo momento, mentre lei parla, stanno andando in onda le immagini di repertorio, no? Queste sono state fatte il 31 agosto scorso, ma più o meno la situazione è questa, no? La situazione è questa, cosa è migliorato? Chiaramente per risolvere completamente questa situazione sono stati avviati tavoli con la regione, con i gestori, il nostro, il CAF, che è Idrogea, quello del Pordenonese, la protezione civile regionale, perché va realizzata una nuova opera che costa milioni di euro ovviamente e che deve essere in carico ovviamente a enti sovracomunali o a gestori privati. Nel frattempo la realizzazione di un'opera di questo tipo sicuramente non si trovano le risorse, non si trovano anche la condivisione dei territori in pochi mesi, ma ci va purtroppo del tempo, ecco, e nel frattempo ovvio che ci siamo mossi per altre strade, per trovare altre soluzioni, ovvero la riattivazione di vecchie prese, vecchi pozzi che erano presenti sul territorio. Questo ci ha permesso infatti di risolvere già il problema in un abitato, quello di Flagonia, riattivando con CAF un vecchio pozzo freatico che si trovava in quella zona là. Adesso stiamo cercando di mettere in collegamento anche l'abitato di San Rocco con l'unica altra fonte che abbiamo, che è quella di l'unica altro, diciamo, sorgente che abbiamo, che serve al nostro territorio, che è quella di Chianet, che serve solo all'altitudine di Monteprato, quindi veramente pochissimi abitanti. Certo. Stiamo cercando di mettere in collegamento anche l'abitato di San Rocco e stiamo cercando anche altre strade per gli altri, il capoluogo Frugaria e Cornino, ecco, perché di fatto fondamentalmente la volontà è quella di trovare una soluzione il prima possibile, vedendo che la soluzione della realizzazione della nuova presa sicuramente non sarà Certo. tempi brevi. Senta, la cosa importante da sottolineare non è che il problema si è materializzato negli ultimi mesi, no? Questo purtroppo è un problema che vi portate avanti da anni, addirittura dai tempi, se non sbaglio, mi corregga, addirittura dai tempi del terremoto del 76, no? Quando la vostra zona comunque aveva delle falde dove si poteva pescare l'acqua, diciamo tra parentesi, facilmente, causa il terremoto ha messo in difficoltà anche quella situazione, oltre ai danni chiaramente che aveva provocato. Ma in realtà purtroppo la situazione che noi adesso subiamo è una situazione che è frutto di scelte che forse dovevano essere fatte in modo sbagliato più di 30 anni fa, appunto, perché anche il nostro territorio, come gli altri territori lungo, diciamo, serviti dall'Arzino e quindi anche della Pordenonese, quando hanno problemi con questa presa di approvvigionamento hanno le alternative, quindi hanno mantenuto più di 30 anni fa attive le vecchie sorgenti. Da noi invece allora è stato scelto di chiudere queste vecchie sorgenti, di eliminarle e di dipendere completamente da questa presa che per 30 anni ha funzionato bene, però è stata forse anche fortuna, perché una presa superficiale sarà sempre una presa fragile, non è un approvvigionamento idrico stabile e non condizionato da situazioni meteorologiche come possono essere le prese in falda, ecco, quindi prese diciamo una certa profondità, Certo. con una certa garanzia di stabilità. Senta, signor Sindaco, una cosa importante da sottolineare per chi non conosce bene il territorio di sua competenza, chiaramente voi siete in provincia di Udine, però pescate l'acqua dalla provincia di Pordenone, no? Perché è un'altra società che gestisce la distribuzione, che non c'entra niente il CAF, voi non siete collegati al CAF, ma siete collegati all'Idrogea, no? Come ha detto in precedenza. Allora, per essere appunto precisi, giustamente come dici tu, il gestore che gestisce la presa sull'Arzino è appunto Idrogea, no? Essendo in provincia di Pordenone, e di fatto poi l'acqua viene pompata verso il vicinissimo, ecco, a pochi metri, comune di Forgaria nel Friuli. Dal momento che entra nel territorio di Forgaria viene gestito dal gestore dell'Udinese, che è appunto il CAO, il quale quindi assieme a noi, assieme al comune, subisce questa situazione qua, perché non può intervenire direttamente sulla presa, ma semplicemente cercando di fare come abbiamo sempre fatto, quindi mettere in piedi dei sistemi alternativi come quelli di saccheggio delle autobotti rapidamente per informare la popolazione e proseguire con queste strade alternative di riattivazione delle vecchie prese che abbiamo avviato in questi mesi qua. Ecco. Certo. Senta, secondo lei la situazione quando potrà tornare, tra parentesi, alla normalità? È una domanda, diciamo,
Diciamo che se va a giocare la schedina, come si diceva una volta, forse è più facile fare il 13 che arrivare all'acqua a Forgaria. No? Forse così male non siamo messi, ma appunto per realizzare una nuova opera, ribadisco, ci vuole comunque l'interessamento e il finanziamento da parte degli enti sovracomunali, ma una condivisione del territorio, perché una proposta è stata fatta già dal gestore idrico-idrogea, quella di realizzare una nuova, importante ed imponente presa superficiale direttamente sull'Arzino, che ad un tavolo assieme agli altri sindaci io personalmente ho in modo forte bocciato, ecco, certo, assieme agli altri, perché è chiaro che non può andare, diciamo, non può essere l'unica soluzione, una soluzione che deturpa completamente un paradiso che è territoriale, che è l'Arzino, è riconosciuto comunque uno dei fiumi più belli in Italia. Non può essere la deturpazione del territorio e la compromissione anche di quello che è l'attrattività turistica del nostro territorio. Quindi ci sono altre soluzioni che devono essere percorse e condivise, ecco. E quindi si parlerà sicuramente di molti mesi, ecco, prima di una soluzione condivisa per la realizzazione della nuova presa o qualcos'altro alternativo. Sono più fiducioso che diciamo, risolvendo in modo autonomo, quindi con CAF, con il nostro gestore, si possa comunque arrivare a delle soluzioni alternative prima e che ci possano creare anche appunto un'indipendenza e una più corretta e fluida gestione, ecco, del tutto. Chiaro. Bene, signor Sindaco, io la ringrazio per il suo intervento e cercheremo insomma di tenere monitorata la situazione. Ci auguriamo, chiaramente sappiamo che i tempi tecnici, soprattutto nel mondo della burocrazia, sono abbastanza lunghi, come si dice, però insomma ci auguriamo che a forza di battere il chiodo, prima o dopo qualcuno, metaforicamente parlando, il chiodo sia infilato giusto e magari si apra, come si dice, la mente per cercare di risolvere questo problema. Fa quasi sorridere la cosa, perché siamo nel 2021, siamo una regione autonoma e non siamo ancora capaci di capire il problema di una tubatura che si può sistemare, come ha detto lei, non dico in 2 giorni, giustamente, ci vorrà magari un anno e mezzo, tempi tecnici, e lì stiamo, come si dice, anche i cittadini capiscono. Però, come detto, sono più di 30 anni che vi portate avanti questa cosa ed è soltanto un problema burocratico. Ripeto, siamo una regione autonoma, facciamoci valere e cerchiamo di far capire che se da altre parti d'Italia funziona così, perché è sempre funzionato così, qui dobbiamo tornare a fare i friulani con la F maiuscola, indifferentemente dalla posizione, dalla geolocalizzazione in base alla nostra regione, perché dobbiamo giustamente dare i servizi, perché il cittadino paga e se il cittadino paga deve giustamente ricevere il servizio. E questo sono perfettamente d'accordo con lei. Noi su queste cose ci batteremo sempre, indifferentemente dai colori politici che troviamo davanti, perché dobbiamo dare servizi. Il cittadino, come ho detto, paga e da queste parti la gente è abituata a pagare e giustamente bisogna dargli il servizio e non continuare sempre ad arrampicarsi sugli specchi per dire ma lei qua, lei là e via, gira e volta, insomma, cioè siamo veramente al ridicolo. Io ringrazio il sindaco, ci teniamo, come si dice, monitorati, signor sindaco. Grazie per l'invito, grazie. Grazie a lei come sempre, qualsiasi cosa, insomma, sa dove trovarmi. La lascio al suo lavoro. Buona giornata, grazie a tutti. Grazie ancora a lei. Noi salutiamo il sindaco di Forgaria nel Friuli, Marco Chiapolino. Vediamo una notizia proprio che è appena arrivata in redazione. Una bomba carta è stata fatta esplodere da ignoti a Vicenza nelle prime ore della giornata lungo un marciapiede nei pressi dell'abitazione dell'eurodeputata Alessandra Moretti. Lo scoppio, ripeto, appena arrivata, lo scoppio, riporta il giornale di Vicenza, è venuto tra le 2 e le 3 della notte ed è stato percepito dagli abitanti del quartiere. Non avrebbe, secondo le notizie, causato danni a persone o cose. Con questa notizia chiudiamo qui questa nuova apertura del mattino di friulitv.net. Vediamo appuntamento, sono le 12:10 in punto, vediamo appuntamento intorno alle 13:30, 13:40 per un'altra finestra informativa con la linea giorno, dunque notizie e aggiornamenti e un altro ospite, perché resteremo in tema acqua, non acqua potabile, ma resteremo comunque nel tema dell'acqua e parleremo di consorzi. Ecco, avremo Rosanna Clocchiatti, che è presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con noi in diretta per parlare insomma di quello che accade, quali sono le novità e le varie iniziative che il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana sta facendo nel territorio. Questo, come detto, dalle 13:30 in rigorosa diretta.
collegamenti permettendo, perché chiaramente andando in diretta, se ci lascia o se ci abbandona il segnale, praticamente siamo nel gatto, come si dice in questi casi. E come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. E buon pranzo. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.